2 anni e 5 mesi è questa la pena applicata per il tentato stupro ad una tredicenne all'epoca dei fatti. Aggressione avvenuta vicino alla fermata del bus, un patteggiamento che il giudice non ha concesso. Pena troppo lieve, l'imputato ora tornerà davanti al GUP. Il grave episodio era avvenuto nel novembre 2024 in un comune dell'Interland trevigiano. Secondo l'accusa, il giovane di origine senegalese si era avvicinato alla vittima ed aveva tentato di spogliarla, mentre un complice minorenne connazionale teneva ferma l'amica della tredicenne che era con lei. La prontezza di quest'ultima aveva scongiurato il peggio, si era divincolata dalla presa ed aveva colpito con un calcio il 19enne permettendo all'amica di fuggire. Il complice minorenne sta affrontando un diverso procedimento al Tribunale dei minori di Venezia. L'imputato ora potrebbe chiedere il rito abbreviato. La famiglia della giovane, che adesso ha 15 anni, si è costituita come parte civile assistita dall'avvocato Alessandra Nava. Non sono stupita, ha detto il legale, che non sia stato concesso il patteggiamento perché la pena che era stata proposta non rispecchiava la gravità del fatto. Peraltro devo anche dire che non è pervenuto né alla ragazza né ai familiari neanche un cenno di scuse da parte di questo ragazzo, e quindi adesso, a seguito di questa decisione, verrà ovviamente assegnato un nuovo giudice davanti al quale verosimilmente potrebbero fare una richiesta di rito abbreviato. La vittima, giovanissima, spaventata e sotto shock, non ha superato mai il terrore vissuto in quei momenti. Certamente la vicenda è stata abbastanza dolorosa sia per la mia assistita che per i familiari, e di sicuro sono fatti che non si chiudono soltanto quando vi è una definizione processuale, ma si trascinano e hanno delle conseguenze che devono poi essere affrontate dalle famiglie con interventi di altra natura.